Ripartono dal Falcone Borsellino di Paternò i sogni promozione delle città di Messina. Bentrovati amici della Wisport con la 21esima giornata del campionato di eccellenza per il girone B. Come detto dal campo Falcone Borsellino di Paternò, siamo pronti a raccontarvi della sfida tra il Paternò Calcio e il Città di Messina. Da una parte i ragazzi di mister Giuseppe Furnari, ancora squalificato, che vengono dalla vittoria nella partita non giocata per gli infausti fatti del Garden Sport di sabato e vinta per 3-0 a tavolino contro l'Adrano. Affrontano il Paternò che viene dalla vittoria contro il dimesso Atletico Catania. Andiamo a dare un'occhiata alle formazioni partendo dal Città di Messina, che schiera Paterniti tra i pali. La linea 3 di difesa è consueta con Salvatore Leo, Filista De Bombara sugli esterni. A centrocampo agiscono sulla mancina Fragapane, a destra di Stefano, in mediana Cardia, Costa e Alessandro, in avanti Codagnone e Lo Giudice. Dall'altra parte risponde il Paternò con Caruso, Trovato, Balsamo, Ciarcià, Capuano, Miraglia, Urso, Viglianisi, Trombini, Polat, Guarnera. È tutto pronto per raccontarvi il primo tempo, amici della Wisport. Il Città di Messina attaccherà da sinistra verso destra i vostri videoschermi in questa prima frazione, viceversa il Paternò che ha subito un'occasione con Miraglia. Il pallone viene messo in mezzo, c'è il tentativo di uscita di Paterniti che viene travolto così da un giocatore, deposita il pallone in rete il numero 8 Viglianisi, ma il direttore di gara annulla tutto per carica sul portiere giallorosso. Sembra, grazie al nostro rallenti, corretta la decisione arbitrale. Poi c'è un calcio d'angolo per il Paternò, il pallone viene messo in mezzo dal numero 2 Trovato, il colpo di testa da parte di Capuano va alto sulla traversa. Il Città di Messina continua a soffrire. Qui c'è un errore difensivo da parte di Di Stefano che libera Trombino sull'out mancino. Ancora il numero 9 che cerca il pallone dentro per il tentativo di Guarnera, deviato provvidenzialmente da Fragapane in calcio d'angolo. Ancora Città di Messina con Bombara che tocca verso un compagno. Arriva la conclusione alla distanza di Cardia al 39esimo minuto. Per la prima volta la capolista si affaccia in zona Caruso. Continua il Città di Messina a sbagliare in fase di impostazione e liberare alle offensive il Paternò, che entra in area di rigore con Trombino. Il suo mancino però va alto sulla porta di Paterniti. È un primo tempo dalle pochissime emozioni. Arrivano 2 minuti di recupero, alla fine dei quali il direttore di gara, il signor Mirabella di Acireale, manda le due squadre a riposo. 0-0 e poche emozioni al Falcone Borsellino, amici della Wisport, tra Paternò e Città di Messina. Nel frattempo il Biancavilla sta perdendo sul campo del Caltagirone. Potrebbe essere ghiotta l'occasione per il Città di Messina di allungare in classifica. Parte forte nella seconda frazione la squadra giallorossa con il colpo di testa di Fragapane servito dal cross effettuato dalla tre quarti da parte di Salvatore Leo. Ci ha provato il numero 3, ha trovato però la risposta di Caruso. Cambia qualcosa il mister Torre in panchina, infatti entrano Rasà, Quintoni e Davide Leo. Ancora Città di Messina in avanti, qui Di Stefano va a scippare il pallone alla difesa del Paternò, ci prova col sinistro a giro il portiere Caruso, toglie l'1-0 dalla porta. Francesco Di Stefano ci ha provato, è stato però bravissimo l'estremo difensore del Paternò. Poco dopo, calcio d'angolo, Quintoni mette in mezzo, il pallone viene allontanato sullo Giudice che trova il gol dell'1-0 per il Città di Messina. La difesa del Paternò confeziona il regalo, Lo Giudice deve solo scartarlo e al 77esimo il Città di Messina si porta in vantaggio. Una partita difficile quella di Paternò, che non riprenderà per oltre 5 minuti per le proteste del pubblico di casa. Amici della Wisport, è tutto per il campionato di eccellenza. 11ª vittoria consecutiva per il Città di Messina. Un cordiale saluto e alla prossima.